Il presidente Mario Draghi vuole davvero cambiare le carte in tavola sui vaccini. Draghi avrebbe proposto, infatti, di chiedere all'EMA un parere sulla possibilità di mescolare vaccini diversi tra la prima e la seconda dose, visto che secondo alcuni studi è più efficace fare il richiamo con un vaccino diverso. Quali studi e da parte di chi non è però specificato. Rimane così l'assurdo di volere comunque cambiare le carte in tavola, come fatto già nel caso di AstraZeneca, raccomandato dapprima agli over 60, dopo i casi sospetti e adesso suggerito anche per gli studenti di 18 anni. E le raccomandazioni degli esperti a cosa servono? La notizia che riguarda la richiesta del Presidente del Consiglio sulla possibilità di mescolare vaccini diversi serve intanto a dimostrare come in Italia sulle vaccinazioni a prevalere è l'improvvisazione e la massima confusione. Un assurdo dietro l'altro, insomma. Ci si chiede perché non inserire anche i trentenni nella fascia speciale che in Sicilia comprende i ragazzini. A proposito, c'è da dire che il Trentino Alto Adige da oggi apre a tutte le fasce d'età. Da noi in Sicilia è semplicemente un sogno. Ecco, questo modo di gestire la campagna vaccinale con le regioni che vanno per conto proprio è sicuramente un flop per il governo Draghi, che ha voluto il generale Figliuolo per coordinare e gestire l'emergenza. Staremo a vedere chi vorrà prendere atto della reazione legittima di chi, lavorando dai 30 anni in su, non ci sta proprio a vaccinarsi solo dopo i ragazzi delle scuole. Infine, tornando ad AstraZeneca, diciamo che l'uso del vaccino a tutti i costi non è un fatto solo siciliano.